Aspetti. Fa freddo? Aspetti. Ecco qua. No, non vorrei ci fosse qualche vignettista e poi mi disegna le cosce. No, assolutamente, guardi, abbiamo epurato l'intera zona, proprio è bonificata. È sicuro? Non ci sono vignettisti, le assicuro. Va bene, glielo Me lo ricordo. può restituire, Ecco le grazie. cosce. Grazie. Via. Tra l'altro Mannelli è ancora in vacanza, quindi non tema, non tema. Allora, ti è portata tutto? Sì, c'ho tutto qui. Le risposte? Tutto proprio. Garantisco che non facciamo domande fuori dal programma, quindi siamo a posto. Partirei da questa musica, da questa sigla. No, direi partirei da questa sigla, People Have the Power di Patti Smith. Ecco, come mai è diventata l'inno del sì? Chi lo ha deciso e perché avete scelto questa canzone? L'ha scelta lei, l'ha scelta Renzi, per quale motivo? Ma onestamente non so chi l'abbia scelto. Credo direttamente Matteo Renzi, non io comunque. In ogni caso Patti Smith ha scritto delle bellissime canzoni, ha fatto un concerto anche molto bello a Firenze, quindi credo piaccia molto a Matteo Renzi. Poi ovviamente già nella scelta del testo della canzone la gente ha il potere, abbiamo proprio voluto dire proprio come l'ultima parola aspetti proprio ai cittadini, perché questa riforma è una grande occasione di partecipazione per tutti noi cittadini, molto semplicemente. Ecco, a proposito...